degli atleti, dai, incidiamole, 155 in gara. Tanto abbiamo visto che questa possibilità, perché abbiamo una vicino all'altra. La campionessa italiana naturalmente delle prove si tratta. Vedete guardate quanto si brutta il gruppo. Sono 155, lo ricordiamo, la prova in totale indiana, guardate quanto è entrato il gruppo al passaggio. Le due campionesse d'Italia, rispettivamente Paternoster, team femminile trentino, e Morzenti Valcar Lombardia, sono lì in testa al gruppo e chissà se magari in un possibile finale a ranghi compatti potranno essere loro due a giocarsi allo sprint la vittoria. Sarebbe sicuramente un bel testa a testa nelle fasi conclusive di gara. Intanto altri corridori che vanno a transitare in zona traguardo, prestiamo attenzione. Applausi meritati da parte del pubblico per questo passaggio con le due campionesse d'Italia. Attenzione, attenzione, e la lombarda Morzenti Valcar in seconda posizione, precedeva la versione 1 Paternoster, la trentina della team femminile trentino, le due campionesse italiane rispettivamente secondo anno e primo anno, lì in testa al gruppo. Vogliono loro fare la selezione, vogliono loro giocarsi la vittoria. Ultimo giro per tutti i corridori che vanno a transitare in zona traguardo a Borgo Valsugana, ultima tornata, ultimo giro di questa gara. Eccole! 200 metri alla conclusione, dobbiamo vedere che la più veloce, niente tricolore, signori, vince con il 101 Elisa Balsamo. Atleta della Vigor piemontese di Pelleregno, provincia di Cuneo, Elisa Balsamo. Ma qual era il successo? Vince Elisa Balsamo Vigor.